Maria Simma rivela: le anime di molti defunti scontano il loro purgatorio sulla terra. Salve a tutti carissimi, oggi volevo parlarvi di un aspetto poco noto che riguarda il luogo di espiazione delle pene del purgatorio. Ci sono molte anime che espiano il loro purgatorio sulla terra. Questa è una circostanza raccontata, rivelata non soltanto dalla mistica Maria Simma, ma anche da altri mistici. Ad esempio, Anna Caterina Emmerich, una mistica tedesca vissuta nel 1900, disse: «Vidi quante meravigliose benedizioni ci vengono nell'assistere alla messa e che con esse ricevono impulso tutte le opere buone, promosso tutto il bene, e che molte volte basta che una sola persona di una famiglia la ascolti, perché le benedizioni del cielo scendano in quel giorno su tutta la famiglia. Vidi che sono molte di più le benedizioni che si ottengono assistendo alla messa che facendola dire senza che vi si assista. I santi sogliono dire che le anime del purgatorio sono presenti nel luogo dove si celebra una messa per loro e che lì adorano con tutta la devozione Gesù Eucaristia. Alcune anime hanno la grazia di trascorrere il loro purgatorio in una chiesa per poter assistere alle messe e per poter adorare continuamente Gesù sacramentato. Questa grazia di solito viene concessa a coloro che nella vita hanno amato in modo particolare Gesù e Eucaristia. Molti mistici hanno anche raccontato che recandosi in chiesa, soprattutto nelle chiese del Purgatorio che hanno proprio questa denominazione, sono stati immediatamente circondati da una schiera di anime del Purgatorio che ha chiesto appunto a questi mistici compiere tutta una serie di preghiere, di suffragi per aiutarle a salire finalmente in paradiso. Maria Simma, ricordiamo, ha ricevuto la visita soprattutto nelle ore notturne, anche se le anime del purgatorio le sono apparse in qualunque ora del giorno, proprio appunto di queste anime del purgatorio. Però un giorno a Maria Simma accadde un episodio molto molto particolare che ci può essere di insegnamento per la nostra condotta futura. Ricorda Maria Simma: un giorno nel 1954, verso le 2:30 del pomeriggio, trovandomi in viaggio per Marul, prima di passare nel territorio di questo comune vicino al nostro, incontrai nel bosco una donna dall'aspetto così cadente da sembrare centenaria. La salutai amichevolmente. «Perché mi saluti?» chiese. «Nessuno mi saluta più». Cercai di consolarla dicendole: «Lei merita di essere salutata come tante altre persone». Ella cominciò a lamentarsi. «Nessuno mi rivolge più questo cenno di simpatia. Nessuno mi dà da mangiare e devo dormire per strada». Pensai che ciò non fosse possibile e che ella non ragionasse più. Tentai di dimostrarle che ciò non era assolutamente possibile. «Ma sì», mi rispose. Pensai allora che, essendo noiosa magari per la sua tarda età, nessuno volesse trattenerla per tanto tempo e l'invitai a mangiare e a dormire da me. «Ma non posso pagare», fece lei. Allora cercai di rincuorarla dicendole:
Non importa, ma lei deve accettare ciò che le offro. Non ho una bella casa, ma sarà meglio che dormire sulla strada. Allora mi ringraziò. Dio te lo renda, oh Dio te ne renda merito. Ora sono liberata. E scomparve. Fino a quel momento non avevo compreso che fosse un'anima del purgatorio. Sicuramente, durante la sua vita terrena, aveva respinto qualcuno che avrebbe dovuto aiutare e dalla sua morte aveva dovuto aspettare che qualcuno le offrisse spontaneamente ciò che ella aveva rifiutato ad altri.